Eccoci in diretta su IOM TV all'interno del 25° congresso nazionale. Si è iniziati questa mattina, sono con la dottoressa Federica Miglietta, oncologo medico all'Istituto Oncologico Veneto. Lei è ricercatrice anche all'Università di Padova. Allora, intanto la prima domanda è sul clima che si respira, 3.000 oncologi da tutta Italia per un confronto vostro, tutto vostro nella lotta al cancro, 50 anni che IOM combatte contro il cancro. Sì, assolutamente è un'occasione veramente imperdibile per noi oncologi italiani, non solo perché chiaramente ci si trova tutti assieme in questa fantastica location, ma anche perché ci si confronta su temi assolutamente scottanti e ci si aggiorna, perché oggi l'aggiornamento è fondamentale in una branca come l'oncologia che va a 100 all'ora. Entusiasmante, ho sentito molti suoi colleghi che parlavano di quanto sia entusiasmante la ricerca e l'innovazione in campo oncologico. Da questo punto di vista si susseguono anche le nuove scoperte e i nuovi stimoli che arrivano dalla ricerca scientifica. Per esempio l'influenza che il consumo dell'alcol ha nell'insorgenza del tumore al seno. Ormai gli studi hanno conclamato questo aspetto. Sì, assolutamente. Sappiamo, ad oggi sono più di 100 gli studi che vanno a supportare la relazione tra consumo alcolico anche di lieve entità e lo sviluppo di carcinoma mammario. E questa associazione è un'associazione dose dipendente. Sappiamo che c'è un aumento di circa il 7% del rischio relativo di sviluppare carcinoma mammario per ogni unità alcolica aggiuntiva giornaliera consumata, e questo è un dato molto importante. È importante sottolineare come l'associazione tra consumo alcolico e sviluppo di carcinoma mammario può estrinsecarsi anche attraverso l'aumentato rischio di sovrappeso ed obesità associato a un eccessivo consumo alcolico. Infatti sappiamo che questa associazione è particolarmente rilevante nella donna in postmenopausa, dove effettivamente una delle principali fonti di produzione estrogenica è proprio il tessuto adiposo, e questo poi determina un'eccessiva stimolazione della ghiandola. E l'ultima domanda gliela faccio su questo, perché lei ha detto in post-menopausa, quindi per ovviamente una fascia di popolazione e di donne e più avanti negli anni, però questa sarebbe una comunicazione da far recepire come cultura alle giovani generazioni, perché se una ragazza molto giovane oggi capisce già, fa suo già questo aspetto, questo concetto, quindi che l'eccessivo consumo di alcol, visto soprattutto i tassi di consumo anche nel nostro paese, sicuramente questo può aiutare moltissimo nel discorso della prevenzione, dottoressa. Assolutamente, assolutamente. Infatti il dato forse allarmante, però per certi versi anche rassicurante in termini poi di prevenzione, è che circa un quarto di tutte le diagnosi di carcinoma mammario possono essere riconducibili a uno scorretto stile di vita, e tra queste le diagnosi imputabili al consumo alcolico sono circa il 10%. Questo rende evidente quanto sia importante mettere in atto un'efficace prevenzione primaria al fine di aumentare la consapevolezza, ma già dalle generazioni più giovani, di quanto è importante adottare uno stile di vita nel complesso sano, non solo limitando il più possibile il consumo alcolico, ma anche in generale favorendo l'esercizio fisico e una dieta equilibrata. Grazie, buon 25° congresso naturalmente, e noi ci vediamo in altre occasioni. Grazie a voi.